Il massimo che quest'anno si poteva aspirare, insieme a tutti i tifosi, a tutta la dirigenza e alla squadra soprattutto, che ha fatto un campionato splendido. Adesso manca l'ultimo obiettivo, che sarà quello di vincere tutte le partite e mantenere la nostra imbattibilità in questo campionato. Io personalmente ci puntavo perché sapevo il valore di tutti questi ragazzi. Poi gli altri fanno le squadre con i nomi, noi l'abbiamo fatto con le qualità e quindi io ci ho creduto fin dall'inizio, non mi sono mai espresso più di tanto, però poi ho avuto ragione io alla fine. Allora, cosa possiamo dire, mister? Tanta felicità, contentissimi comunque del risultato importante. Era importante riportare comunque questa città nelle categorie dove ci competono, quindi tanta emozione, tanta felicità e dai, ci siamo riusciti, è la cosa più importante. Dal 2 agosto ad oggi ragazzi che veramente meravigliosi, ragazzi che meritano questo e altro. Non abbiamo perso nemmeno una gara in campionato, una gara in Coppa regionale, non abbiamo perso nemmeno una partita. Credo che comunque i risultati e le statistiche parlano da soli quest'anno per questa squadra, quindi ti ripeto, contentissimi. Vincere non è mai facile, sì, però con questo gruppo e con questi ragazzi veramente viene tutto più facile. Prima soddisfazione personale e poi la soddisfazione un po' di tutti. Io sono molto soddisfatto e contento di quello che abbiamo fatto. C'è la terra bruciata, sì, ora però guarda cosa siamo riusciti a creare anche con il grande contributo di Alessio e di altre persone della dirigenza. Pian piano ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto sin da subito, anche se non avevamo i pronostici dalla nostra parte, ce l'abbiamo fatta e siamo contentissimi di questo traguardo. Un grande risultato, soddisfatto a dire poco, siamo contentissimi di aver raggiunto questo grandissimo traguardo che la nostra Ragusa merita per il blasone che ha e per quello che rispetta. È una soddisfazione, Ragusa meritava questo perché sono emozionato che pur avendo vinto 3 campionati nella mia carriera, questo è il primo vinto, come parlavamo con Filippo, col sudore veramente e con una società che non mi ha fatto mancare niente e noi li abbiamo ripagati e abbiamo ripagato la città di Ragusa che merita la Serie D!
questa è una gioia veramente pazzesca, un anno di impegno, di passione, di sacrifici, di iniziative, ci abbiamo creduto sempre, sempre, sempre e penso che la Serie D ce la siamo meritata ampiamente, mai sconfitti, vittoria in Coppa, adesso la Serie D e andiamo avanti. È una grande soddisfazione perché io dopo tanti anni ho smesso di giocare per 6 anni, quindi ritornare dopo 2 anni, vincere un campionato d'eccellenza penso non sia da tutti, però merito di una squadra incredibile, di un gruppo incredibile e penso che da imbattuti abbiamo meritato il successo. Forza Ragusa sempre! Sempre Forza Ragusa! Forza Ragusa!